Il progetto di educazione alimentare nasce in Confindustria Udine circa 1 anno e mezzo fa su ispirazione di aziende friulane che vogliono portare quella che è l'evidenza della qualità delle produzioni all'interno della gente. Nasce perché? Nasce perché c'è la voglia di far capire al consumatore, quindi al cittadino, quindi ai ragazzi, quindi a tutti quelli che si affacciano e si approcciano a comprare qualcosa, che differenza esiste tra prendere un prodotto rispetto a un altro, perché ci sono differenze di costo, perché ci sono differenze di qualità, cosa si intende differenze di qualità? Tutto questo ci ha fatto ragionare come gruppo alimentari e ci ha fatto dire perché non ci approcciamo alle scuole, perché non insegniamo agli insegnanti che dopo trasferiscano, secondo i metodi che loro già conoscono, queste conoscenze alle scuole. E di conseguenza abbiamo deciso di approcciarsi a loro, cominciare un percorso con 10 insegnanti che ci hanno portato a contatto con ben 980 ragazzi. 980 ragazzi che stanno visitando aziende, che stanno capendo quali sono le produzioni agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, che stanno conoscendo quello che è il cibo inteso non più come alimento che serve a saziare la fame, ma il cibo inteso come prevenzione per la salute, inteso come qualità di prodotti che si mangiano, inteso come chilometri zero, inteso quindi come un benessere generale che il cibo stesso può dare a livello di persona. Tutto questo mi fa dire che solo i ragazzi possono creare un futuro e quindi l'approccio che noi abbiamo deciso di avere con i ragazzi è stato per questo, cioè avvicinarsi a loro, fargli capire che differenze ci sono tra un prodotto e l'altro, fargli capire perché utilizzare un prodotto piuttosto che un altro per preparare qualcosa, fare capire perché esistono anche differenze di costi fra un prodotto e l'altro, senza però indicare cosa comprare. La nostra intenzione è quella di lasciare al consumatore la libera scelta di decidere cosa consumare, col concetto di dire però sappi cosa stai comprando, sappi cosa stai mangiando. Stamattina siamo venuti qua per finire il progetto iniziato con la nostra prof di scienze e per alimentare, per insegnarci praticamente un po' a ragionare sugli alimenti, provare la consumazione e ragionare per comprarli e le caratteristiche che hanno principalmente. E oggi abbiamo imparato molte cose sì, interessanti sul salame e sul prosciutto cotto che io non sapevo quasi niente su queste cose e mi sono interessate molto le cose che ha detto, soprattutto sulla lavorazione del salame, che proprio è una cosa interessante perché il salame è un alimento che consumo ogni giorno e non sapevo assolutamente come era fatto, con cosa si produceva e soprattutto come. Oggi è stata una giornata importante in cui abbiamo avuto un incontro con i ragazzi delle scuole medie di San Daniele e abbiamo presentato quello che è il prodotto pane artigianale e quindi abbiamo parlato della educazione alimentare. Perché educazione alimentare? Riteniamo che sia molto utile insegnare ai nostri ragazzi il concetto di educazione alimentare, cioè sapere quello che si mangia proprio per alimentare il proprio organismo. E sapere cosa si mangia significa imparare a toccare con mano gli ingredienti base che nel mondo della panificazione appunto e del pane sono la farina, l'acqua, il sale e il prodotto finito, il pane stesso cotto. Parlare di farine, parlare di lieviti, parlare di acqua, parlare di metodologie di cottura, parlare di chilometro zero e prodotti delle nostre regioni, credo non solo a livello di provincia ma a livello regionale che sia una questione molto importante per i nostri ragazzi. Sì, siamo andati in varie fabbriche tipo all'Osta Italia a Dignano e poi siamo andati al Morgante a San Daniele per fare questa iniziativa che ha avuto dei risultati molto buoni secondo me. Abbiamo imparato tante cose interessanti, soprattutto sul pane che usiamo quasi ogni giorno, praticamente perché comunque si mangia con tutto. E non sapevo cioè, le varie farine, non avevo mai avuto l'occasione di imparare nuove farine. L'esperienza odierna è stata un'esperienza estremamente informativa e formativa. Informativa per noi come produttori che
Abbiamo tratto notevole stimolo dall'esperienza dei ragazzi e speriamo che i ragazzi abbiano capito quello che è il lavoro che noi facciamo dietro le quinte per proporre loro un certo tipo di prodotto. Alla fine ciò che per noi era importante è che i ragazzi imparassero a giudicare e a capire i consumi alimentari, quindi a concentrare le loro sensazioni sulla bocca, sull'olfatto, sulla vista, sui sensi che normalmente vengono coinvolti nella degustazione del cibo. Questo soprattutto per quanto riguarda l'aspetto edonistico del cibo. Un discorso poi a parte che è proseguito ed è stata la logica prosecuzione è stata la valutazione degli aspetti salutistici, come viene prodotto il cibo, perché il cibo può essere ed è salutare, quanto è importante nell'apprendimento per esempio scolastico, quanto è importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nella prevenzione di alcune forme tumorali. Il tutto collegato al fatto che alcuni cibi, come i cibi che abbiamo assaggiato oggi, sono cibi a chilometro zero, cibi del territorio, cibi nei quali si coniuga l'innovazione con la tradizione locale. Quando sono arrivata ci hanno fatto vedere un video e ci hanno parlato di molte cose e mi sono piaciute molto. Mi è piaciuto molto quando ci hanno detto delle varie fasi della trota e come si preparava, come nascevano le uova, così adesso posso, se tipo devo mangiarla, so anche come è stata lavorata, cosa sto mangiando.